Ieri mattina praticamente alle 10:15 sono entrato in casa mia per l'ennesima volta nel giro di un anno, diciamo che è la terza volta nel giro di un anno, quarta volta nel giro di 3-4 anni fondamentalmente. Martino Michelan, consigliere comunale d'opposizione, abita in questa villetta a Mogliano Veneto. È lui stesso a raccontare l'ennesimo furto subito ieri mattina intorno alle 10:15 mentre si trovava al lavoro. I banditi si sono introdotti in casa forzando il balcone che Michelan, dopo l'ultimo colpo, aveva rinforzato con queste barre. Ma i malviventi non si sono fermati nemmeno davanti a questo. Ho fatto delle modifiche che loro hanno osservato perché sono venute qua con strumentazioni in modo tale da sopperire a quelle modifiche là. Non è servito niente perché hanno distrutto il serramento. Vengono con mezzi tecnici, martinetti idraulici, roba del genere, fanno quello che devono fare in pochissimi secondi. Hanno divelto la finestra con le stesse modalità dell'anno scorso, quindi mi viene anche il dubbio che siano sempre gli stessi che si organizzano. Dopo aver forzato il balcone utilizzando un pezzo di ferro hanno divelto il vetro della finestra, una volta in casa hanno richiuso gli scuri in modo che da fuori nessuno notasse qualcosa e hanno lavorato indisturbati. Alla fine se ne sono andati scappando attraverso i campi portando con sé un orologio da taschino regalato a Michelan dalle sorelle. Ormai non c'è più nulla da portare via, cioè, neanche i soldi che risparmio li spendo in serramenti. A colpire e spaventare il fatto che abbiano agito in pieno giorno incuranti di poter essere notati da qualcuno. Qua la gente era abituata a stare in orto, andare in giardino, lasciare completamente la casa aperta. Adesso praticamente bisogna blindarsi dentro 24 ore su 24. Si vive malissimo, non c'è alternativa, qua non si può fare nulla. Dopo il terzo furto subito in meno di un anno, la paura lascia lo spazio alla rassegnazione. Cosa pensa di fare adesso? O vendo tutto e vado via, oppure aspetto, lascio le porte aperte che vengano dentro intanto. Pulirò quando entrano. Questa porta qui praticamente è aperta, perché così almeno non me la rompono, diciamo. Risparmio sul vetro.